Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a questa piccola live splash del vostro maretto veneziano. Oggi parlerò di quelle persone che mi contattano, gli faccio una stesa, alcune magari consulenze, gli dico come procedere e poi dopo queste persone vanno da altri e praticamente gli altri dicono magari anche l'opposto, no? Però prima di iniziare questa piccola live, il vostro manetti vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Legale, al canale vostro manetti veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi social, tra cui casti sacerdotali, aragionica, radiestesia, tarologia e dermetismo. E chiaramente se volete degli ebook gratuiti con tante spiegazioni, di scaricarli nel sito capitano.altavista.it. Poi ci sono anche dei servizi a pagamento nelle shop di legarmene. Bene, parliamo un po' di queste situazioni in cui praticamente mi contattano delle persone per affari di cuore, business e tante altre cose, no? Gli faccio una valutazione, gli dico come si potrebbe lavorare, gli mando anche a vedere dei video che ho fatto io gratuitamente e poi dopo corrono da altri a farsi fare delle stese e altri magari dicono esattamente l'opposto. Allora, bisogna capire una cosa, che quando si inizia ad esempio per affari di cuore delle strategie per poter raggiungere degli obiettivi, ci vuole il tempo. Lo ripeto perché forse quando si inizia delle strategie per raggiungere degli uomini, delle donne, delle persone a cui ci si vuole unire, bisogna il tempo. Bisogna anche una forza finanziaria, no? Ad esempio, io molto spesso, se vedo che le persone non hanno forza finanziaria, le indirizzo nei miei video dove ci sono dei circuiti, dei piccoli rituali gratuiti che possono mettere in atto, no? Però se poi mi contattate, no? Perché siete andati da altri cartomanti e vi dice esattamente l'opposto. È chiaro che se voi non avete tempo, forza finanziaria e volontà dal cielo gratis, lo ripeto, dal cielo gratis, non viene giù niente, ve l'ho sempre detto. Quando iniziate un lavoro ci vogliono 9 mesi. Lo ripeto, quando iniziate anche da soli, se voi iniziate da soli perché non avete la forza finanziaria, ci vogliono 9 mesi. Chiaramente, se poi andate dalla concorrenza, no? Ad esempio, a me alcune volte mi chiedono, ma quella concorrenza ha fatto un buon lavoro? Io alcune volte onestamente gli dico sì, quelle persone, maghi, quegli operatori hanno fatto un buon lavoro, magari debole, però con un colpo fortunato la cosa funzionerà. Però se una persona mi viene a dire, ma guarda che quello dice esattamente l'opposto di quello che hai detto tu, Marietto, dovete andare, non venire da me, dovete andare da lui perché io non so cosa gli altri si inventano. Io vi dico solamente quello che le mie sibille mi dicono di dire. Non posso inventare le cose che dicono gli altri. Però se voi già vi fermate al primo gradino e non avete volontà o non volete impegnarvi troppo, è chiaro che le cose non funzionano. Cioè, Roma non è che l'hanno fatto in un giorno, le piramidi non è che le hanno fatte in un giorno. Certi amori costano, certi amori sono duri da raggiungere. Io vi dico come vanno le cose, però non posso entrare nella testa di altri operatori del settore e perché mi vengono a dire, ma quello ha detto cos'ha? Cioè, il Marietto non può mettersi nella testa di altri operatori. Lasciate stare, non venite a chiedere a me e andate da loro, perché io ho una mia strategia, una mia visione, una mia positività. Altri purtroppo non so come lavorano e fondamentalmente non mi interessa neanche. Bene, questa piccola pillola per dire a quelle persone che prima vengono a fare 2 o 3 consulti con me, poi corrono da altri e quelli esattamente gli dicono l'opposto. Ma sapete quante persone sono venute da me a dirmi quell'operatore mi ha detto che io fra 3 mesi morirò, o viene giù l'anticristo, vengono gli UFO a destra e a sinistra? Amici, io nel 2012 dicevo già che nel 2020 sarebbe arrivato di una supposta amara, no? Tutti mi davano contro e adesso molti la supposta che non erano pronti l'hanno presa. Se vi dico una cosa, potete crederci o no, ma alla fine il Marietto l'aveva detto, Quindi, se uno è abbastanza con l'occhio vispo, certe cose le riesce a capire. Gli altri, purtroppo, non venite da me
a Jimmy perché l'altro mi ha detto che non funzionerà, perché io non so l'altro che è, capite? Io guardo quello che riesco a fare io e vi do delle dritte. Se volete fare dei lavori professionali è un discorso, se volete fare dei lavori perché non volete impegnarvi finanziariamente, è lo stesso discorso di una maglietta, se spendi poco, hai poco. Bene, cari amici, grazie di avermi ascoltato e alla prossima, ciao.